E sono tornato, come promesso, qui al Blue Note di Cagliari. Secondo me è il locale che adesso forse è l'unico che tiene fede alla promessa data, quella di mantenere in vita la musica live in città. Stasera la performance è veramente di alto livello perché c'è il jazz di Peter Waters. Peter Waters ovviamente voi lo conoscete benissimo, un artista eclettico, un professore di pianoforte meraviglioso che stasera ci delizia con le sue composizioni, ma cose che insomma lui è capace di saltare i pali in frasca. L'organizzazione del Blue Note, come potete vedere, poi pubblicizza su internet, a tutto campo, sui social networks, gli eventi che di settimana in settimana si susseguono e quindi rimbalzano da un social network all'altro e da un profilo all'altro per risultati di questo genere. Ovviamente l'organizzazione è curata alla grande da vari direttori artistici, tra cui anche la nostra organizzazione mediatica. Come vedete il biglietto da visita domenica 19 ottobre alle 22. Blue Note, concerto live, l'ambiente e l'atmosfera è proprio quella londinese, newyorkese, proprio perché ci vuole coraggio a fare queste iniziative. Carlo dall'altra parte della cassa ovviamente è sempre impegnato ad accogliere i suoi clienti, i menù sono sempre molto curati e molto ricchi. Stasera c'è, come sempre, tutto alla carta, le bistecche, le pizze, ma soprattutto anche il buffet. Una formula premiatissima qui al Blue Note. Il concetto di Peter Waters. Meraviglioso. Lei è un'assidua, un'affezionata del genere. Sono un'assidua della musica, di parecchi generi. E Peter Waters lo conoscevo già, lo apprezzo, ho preso moltissimo anche Marcello, veramente alta qualità. Non è consueto trovare un concerto di questo livello in un locale a Cagliari, quindi è da premiare un pochino l'organizzazione. Sì, è senz'altro da premiare l'organizzazione, anche se comunque abbiamo degli ottimi jazzisti a Cagliari. Sempre amici di Peter. Beh, molto molto intenso, ha una carica di energia straordinaria, spazia da un genere all'altro con una fluidità impressionante, ha un fuoco musicale dentro. Gli applausi nel fondo del locale si sentono anche oggi, come di consueto, ancora una volta qui con Carlo Bizzarro. Carlo, stasera il jazz, quello delle grandi occasioni, l'ambiente è comunque molto disinvolto, non è un ambiente snob come è giusto che sia, la musica la fa da padrona, ma la fanno da padrone anche le tue favolose bistecche, le pizze e il buffet. Sì, diciamo che la domenica sera o andiamo con la Jam Session o altrimenti facciamo del jazz. Oggi abbiamo avuto l'occasione di avere i nostri ospiti Peter Waters con Marcello Carro e insomma è una seratona a grande musica stasera. Ecco, c'è chi ovviamente la domenica sera non riesce a gestirla granché bene, invece tu c'è la tua formula vincente proprio perché la domenica sera è una serata, deve essere distensiva, l'indomani si riprende a lavorare. Pensate, questo signore si è inventato la Jam Session, che è proprio scarica i nervi. Tra l'altro in sala abbiamo tantissimi amici musicisti, ho riconosciuto anche Robertino Deida e tanti altri giornalisti, quindi è proprio specifica per rilassarci prima di riprendere la settimana. Ma insomma, queste cose tutte le sogni di notte, perché dovremmo fare uno studio sulle tue capacità organizzative. Ma no, diciamo che noi stiamo cominciando adesso e quindi questo ci invoglia sicuramente, il fatto che la gente stia cominciando a rispondere e poi soprattutto insomma, quando abbiamo artisti come loro che hanno comunque un richiamo specifico e quindi la serata come oggi è uscita benissimo. Ecco, io prima quando stavo presentando il concerto di Waters dicevo che questo locale un pochino ci proietta in un'atmosfera
newyorkese, londinese. Ecco, i tuoi tanti anni di lavoro a Londra ti hanno aiutato un pochino a riconoscere il locale dei tuoi sogni, il locale che comunque sarebbe stato il tuo? Beh sì, sicuramente, diciamo che l'input è partito da lì, perché come tu sai Londra soprattutto è la patria di questi locali, Covent Garden, nello specifico raccoglie proprio tanti club dove tu vai, mangi e poi puoi ascoltare diversa musica. Dicevamo Roberto, la domenica è votata per le jam session, se no per gli spettacoli di jazz. Quindi Roberto Dei, da uno dei tanti musicisti presenti poi in sala durante soprattutto la domenica, Peter Waters, insomma, musicista. Vabbè, grandissimo, un regalo, un pianista, un musicista veramente che ti fa ogni volta sognare. Dicevamo con una collega che c'era in sala, non è consueto trovare uno spettacolo così di livello in un locale. Assolutamente così, no. ecco. Infatti a volte si rischia di andare un po' fuori luogo, perché chiaramente sei in una location che non prevede questo tipo di spettacolo. Non te l'aspetti? No, non te l'aspetti, anche il tipo di clientela e di pubblico magari si aspetta un'altra cosa, però perché non cominciare magari a educare un minimo il pubblico al fatto che ci possa essere anche una musica di livello. Parterre del Roi, ovviamente quando capita un concerto di Peter Waters in città non ci si può mancare, giusto? No. E ovviamente abbiamo le assidue, la carissima Francesca e la carissima Monica. Allora, voi conoscete Peter ormai da tanto tempo, sapete com'è fatto e sapete che ad ogni concerto ci riserva qualche fortunata sorpresa. Stasera la sorpresa per te qual è stata? l'Ave Maria, Deo te salvet Maria dentro l'Ave Maria di Schubert. Questa è una sorpresa per tutti. Etna si chiama il brano, bellissimo. Il brano si chiama Etna, ecco. Etna. 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 Ok. Ma Etna nel senso del vulcano? O nel senso di etnico un pochino trasformato? No, vulcano. No, il vulcano, quindi Favoloso. mischiare le culture diverse, mettere dentro anche la terra sarda. Fantastico. Gli inglesi cosa direbbero in questo caso? Great, wow, amazing. Incredible, thank you Peter Waters, thank you so Ma voi siete much. a vostra volta musiciste o siete soltanto fruitrici che poi sono le migliori, quelle che No, ascoltano? io mi occupo di promozione in campo musicale, quindi... Così? Sì. Di cinema. Quindi stai cercando di portarti dentro Peter Waters No, nel ce tuo l'ha già, carne? c'è già. C'è già? Sì, in sì. carne? Sì, sì. Quindi allora ragazzi approfittiamo, facciamo un po' di pubblicità perché se lo merita chi volesse avere Peter Waters per qualsiasi evento musicale, culturale serve più appropriato dirlo, Sì. deve comporre quale numero di telefono, deve formulare quale mail, quale... Black Mamba, Ok? Culture, culture è scritto, Sì. punto, @gmail.com. @gmail.com. Black Mamba Culture Management. Favoloso. Ed è questa splendida signora. Giovanissima. Grazie. Complimenti. In gamba. Oh, grazie mille, grazie a voi. Peter Waters, That's qui me. a fianco a me, ormai ci conosciamo da circa 15 anni. Sì. Lui è arrivato in Sardegna, non se n'è più andato perché che so, la Sardegna è nel cuore, così. Sì, naturalmente, e soprattutto la sarda. La sarda, Sì, la certo. sarda, che non è il pesce, non è il pesce. non è il Sì, pesce. certo. Peter Waters, un grande virtuoso del piano, un artista che viene da un'altra isolona gigantesca, giusto? Sì. Tu vieni dalla terra dei canguri, però è arrivato qui e ha continuato a fare il suo mestiere, la sua passione, che poi è la sua vita. Quante milioni di volte avrei pestato le dita su questa tastiera, sulla tastiera di un pianoforte? Chi è in realtà Peter Waters? Allora, ci sono pochi secondi in cui non ho pensato di questi colori, la magia, la natura, il santuario del paradiso, proprio la cattedrale della fantasia, tutto qui. Le combinazioni di una tastiera. Sì. Seconda scelta, non c'è paragone del grande Steinway, Fazioli, anche Yamaha, Grand Piano, there I have everything, è tutto qui.
E la seconda scelta, se non c'è un pianoforte acustico, naturalmente per un progetto così differenziato e delicato come quello con Marcello Carro, devo usare 2 keyboard, tastiere, per avvicinarmi un pochino alla possibilità di esprimermi. Ecco, Peter Waters, tu ti senti più un classico o un avanguardista, uno sperimentalista? Mi sento più spesso. Sempre più spesso. Questa ha ragione, mi sento più. Sì. Allora, classica sicuramente, visto che Cioè, tu che ami stravolgere. le canzoni di Schubert mi accompagnano tutto il giorno, anche il primo piano concerto di Brahms. Se mi sento triste devo sentire Mozart, Requiem oppure messe in do minore. Sento meno jazz, perché jazz è una cosa che voglio suonare io con i musicisti di scelta, soprattutto Marcello Carlo. Sì. Ecco, Peter, prima a telecamere spente stavamo parlando di altri musicisti, tra cui Derrick May, altrimenti io tiravo fuori in ballo l'esperienza dell'intervista ai Tuxedo Moon. Io mi ricordo che in un concerto dei Tuxedo Moon, che sono americani e sono sparsi per il mondo. Sì, ho sentito di questo paese, America. Sì. Hai sentito qualche volta parlare? United States of Africa, isn't it? Oh, Questi yes. signori, prima di iniziare il concerto, hanno fatto il sound check, come facciamo sempre quando si inizia un concerto, e per provare la voce, questo americano è partito subito con Sul mare luccica l'astro d'argento, quindi un'altra volta la canzone italiana. Ok, io però provo con Wagner, Tannhäuser bei di da da. And then I go to Africa. Da Wagner, che mi è molto più vicino al cuore che Puccini o Verdi, niente contro di loro, ma c'è un genio, si chiama Ravel, Maurice Ravel, e lui è il mio... Ravel è la magia della mia vita, ma Ravel è la magia. Allora, ci sono colori, e solo Richard Strauss, se studiamo la storia dell'opera, che non è la mia storia, perché io preferisco una voce che fa... invece di una che fa... E proprio per quello che io voglio suonare Schubert canzoni che sono perfetti per pianoforte. L'unica sopranista che mi ha proprio piaciuto era Barbara Hendricks, perché lei A è una persona incredibile, B ha una voce chiara e C non è matta come tanti soprani che pensano che la vita c'entra solo attorno della gola, no? Quindi io voglio sentire i miei cantanti preferiti cantando tutti questi canzoni che sono vicinissime al cuore mio. Non tutto Wagner, sicuramente no, ma Tannhäuser, Tristan und Isolde. Poi Richard Strauss, der Rosenkavalier. Perché Ravel non scriveva un'opera, quindi per trovare i colori dobbiamo cercare una orchestrazione di genere, e lo troviamo solo con Richard Strauss, con Karajan naturalmente. It's fantastic, this sestetto di Rosenkavalier. Ok, tutto qui, proprio Chopin, fantastico. Quindi e questi che sono, perché io sono un nomade, come Marcello Carro, anche della musica. Noi cerchiamo in tutto il mondo
la cosa che vogliamo sentire e non scegliamo le canzoni scegliono noi, è così. Ecco, caro Peter Waters, nella ricerca musicale che ovviamente ci riguarda a tutti, l'approccio del jazz oggi col pubblico è sempre più elitario, mentre invece il jazz nasce dalla strada, nasce dal tip-tap. Assolutamente. Ecco, tu che sei l'antidivo per eccellenza e che suoni nei pub, oggi, additiva, che cosa possiamo dire a questi signori che invece hanno fatto diventare il jazz una disciplina elitaria? Dovete ritornare coi piedi per terra, dovete comunque tornare a Wagner, a Strauss, insomma trovate un modo per tornare a far sentire la musica. Nuotare più, devono fare più biciclette invece di studiare sempre questi modi di suonare sempre nel stesso modo. Il jazz è proprio malato in quello genere, non tutti, ma naturalmente in Berchida. Il mio amico, grande amico Paolo Fresu cerca sempre delle cose moderne e poi avvicinarsi tra Derek May, forse solo un esempio Paolo, io vorrei suonare con Derek May insieme. Paolo trova tutti, no? Quindi allora il mio gruppo di jazz preferito d'Europa è quello di Elina Duni. Elina Duni Quintetto con il grande Colin Vallon della Svizzera che suona da volte soli che si avvicinano e assomigliano Schnittke, Shostakovich, ma questi sono mondiali, ci sono pianisti nella Svizzera che sono assolutamente mondiali, la Svizzera è una valanga di jazzista, Broadbeck, Thierry Lang con le sue canzoni che sono come inni, soprattutto quelle che ha scritto per il suo padre dopo la sua morte. Questi sono grandissimi musicisti, la Germania è piena di musicisti grandissimi. Dobbiamo andare fuori dai conservatori per trovare proprio la musica della strada, come lo fa Chiara Figus e Alberto Sanna. Questa è la mia via, se nuotare più, camminare, vivere con la cosa semplice. Questo è il jazz. Il jazz non è un'altra cosa che grande musica e se studiamo troppo non va. È un pochino come dire che la creatività e l'arte nasce dal disagio, questo qui è normale. Ma tu ti sei mai fatto prendere dalla tentazione di metterti a cantare o di affiancarti ad un cantante per la tua musica? Sì, certo, ma solo così. C'è un altro, c'è il rischio di perdere una palla. No, ma io sono amico dell'Aborigeno, no? Ah, sì. Allora, io suono milioni di volte più bel pianoforte invece di cantare. Io canto sul pianoforte. Ma se tu mi chiedi di fare una cosa con la voce, voglio mostrare che i radici della Sardegna e degli aborigeni di Australia sono simili. Forse non per caso, perché come sappiamo il sardo è l'essere umano più grande, più vecchio, più antico di tutta la storia. L'aborigeno non mi piace molto questo nome. L'australiano etnico, detto spesso aborigeno, è l'essere umano più antico del mondo. Quindi se sentiamo è musica aborigeno.
io non posso suonare il didgeridoo, ma ho una vita di studiare queste canzoni aborigeni e mi sembra molto sardo questa cosa. Ti sembra affiancabile ai tenori? Sì, esattamente, sì, certo. Certo, similissimi perché amando la natura sono lo stessi, no? Ecco, un musicista ha il dovere di lanciare dei messaggi sociali ben definiti, deve toccare i grandi temi sociali, deve denunciare. Ha il dovere o è una cosa che comunque può fare? Contro eserciti militari? Sicuramente sì. Questa sì. E naturalmente gli aborigeni lo fanno sempre, essendo sempre dentro della storia, purtroppo sono andati distrutti dopo la civilizzazione. Ma noi bianchi non possono sopravvivere nel deserto. È un motivo anche per andare via dall'Australia, perché io mi sono sempre sentito un turista lì. Hai capito? Anche come bambino mi sentivo, no, ma questa cultura inglese, che non posso aspettare, non vedo l'ora di sparire da questo, io sono andato via. Mi non è piaciuta la cultura inglese dentro di una città così conservativa come Adelaide. Mi è sempre piaciuta la natura di Australia. E gli australiani etnici sapevano come sopravvivere lì nella natura che io amo, quindi era chiaro per me di andare via e non tornare, perché io amo la Sardegna, dai, basta. Insomma, questa qui è una dichiarazione d'amore per la nostra terra da parte di un artista che insomma non conosce eguali, perché è una persona così particolare, non soltanto un musicista, ma un grande personaggio, un grande amico, Peter Waters. Grazie. Amici per sempre, Certo. friends forever. Of course. Oh, yes. Ci mancherebbe altro. Grazie, a presto. Ciao, a presto. Ciao.